La sicurezza idraulica nel Veneto, soltanto di parole, con il professor Dal Paos, docente di idrodinamica. Incontro tra i massimi esperti e politici a San Donà di Piave per il convegno regionale Un patto con l'acqua, dal congresso delle bonifiche del 1922 all'alluvione del 2010, per il futuro assetto idraulico e geologico del Veneto, organizzato dalla Fondazione Sorella Natura, delegazione Regione Veneto. Oggi abbiamo sottoscritto un patto con l'acqua, nel senso che è un impegno di un lavoro di sinergia tra i vari soggetti istituzionali, in questo caso consorzi, la Fondazione Sorella Natura, perché riteniamo che lo strumento dei patti sia lo strumento sempre più che si sta testimoniando efficace proprio per poter mettere più elementi, più soggetti a lavorare per un obiettivo comune che è l'ambiente e quindi dove l'uomo vuole vivere con una certa qualità. I tempi di ritorno sono sempre più corti, nel senso che queste alluvioni ormai colpiscono il nostro territorio in maniera più frequente rispetto a tanti anni fa. Questo significa che l'attenzione deve essere massima. Sorella Natura, la Fondazione Sorella Natura sicuramente ha colto nel segno un momento delicato, è la prima grande conferenza dopo l'alluvione del novembre del 2010 e rappresenta un punto sicuramente di partenza, perché adesso non possiamo avere più parole e convegni, dobbiamo agire. Una questione che necessita sicuramente di scelte politiche urgenti e per noi quindi il fatto di riunire intorno ad un tavolo esperti, tecnici, scienziati, ma anche e soprattutto politici, dovrebbe essere un modo per stimolare non più solo riflessioni ma soprattutto decisioni. Grido d'allarme del professor Dal Paos, meno autostrade, più opere idrauliche. Quali sono i pericoli maggiori anche alla luce dei prossimi futuri 50 anni se non si interviene subito? Io credo che quello che si è visto in scala ridotta sul Bacchiglione potrebbe replicarsi su tutto il Veneto e potrebbe anche replicarsi in condizioni molto più severe e quindi con danni veramente rilevantissimi. Sorella Natura nasce da Assisi e si ispira ai principi francescani. La delegazione veneta, perché la fondazione è strutturata in delegazioni regionali, ha come mission particolare la formazione dei cittadini, la formazione dei giovani, dei docenti. Mettere in sicurezza il territorio è ormai prioritario e molto francescano siglare e subito questo patto con l'acqua.